Stai in diretta? Ok, siamo in diretta, vuoi andare? Ok, allora inizio io a introdurre questa presentazione di Ombre e segreti a Venezia, Remigio Romano. Allora, anzitutto buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, sono molto lieta di partecipare a questo evento per un duplice motivo. Per un rapporto di lunga amicizia che mi lega all'autore e per un rapporto editoriale anche molto cordiale che mi lega a Mauro Limiti, a Nizza, a Marco, alle edizioni Progetto Cultura, con cui ho pubblicato 2 libri, una raccolta di poesie, Il valigia uno spicchio d'azzurro, e il mio ultimo libro, una raccolta di racconti e chiappe, Nuvole Arcobaleni. E poi, per avvalorare il detto che non c'è 2 senza 3, ci sarebbe anche un terzo progetto che vediamo se si concretizzerà. Io, prima di passare la parola al padrone di casa, perché mi tratterrà con un'intervista, vorrei dirvi qualcosa soprattutto su Remigio. Chi è Remigio Romani? Remigio è stato per anni funzionario dell'amministrazione finanziaria, un funzionario molto responsabile, molto coscienzioso, e possono confermare anche alcuni presenti. Siamo stati colleghi, anzi nel periodo della mia dirigenza è stato il mio vice, quindi proprio una persona affidabile. Ma al di là di questo c'è appunto una personalità eclettica, perché Remigio è un creativo, è una persona fantasiosa che ha espresso questa sua creatività in vari ambiti. L'ambito cinematografico, i cortometraggi, ha ricevuto anche dei premi, la fotografia, è anche insegnato, ha fatto dei corsi di fotografia, la pittura con una particolare tecnica proprio di elaborazione della foto, quindi sono state anche delle mostre, e da ultimo adesso si cimenta in ambito letterario, questa è la sua prima esperienza in ambito letterario. E tra noi c'è un'amicizia di lunga data, un'amicizia molto sentita, che al di là appunto della conoscenza come colleghi si è sviluppata proprio per via di questa creatività, si è estesa anche ai coniugi, si è estesa alle famiglie, e comunque potrei annoverare tante esperienze anche divertenti che abbiamo vissuto insieme. Sono stata attrice protagonista nei suoi cortometraggi. Abbiamo anche avuto un'esperienza televisiva che è stata molto, molto coinvolgente, molto divertente. Non so se qualcuno di voi ricorda, verso la fine degli anni 90 c'era una trasmissione, Luna Park, più o meno nella fascia oraria che c'è l'eredità adesso, insomma. E questa trasmissione si alternavano vari conduttori, per cui intanto Fabrizio Fizzi, e nella finale c'era Pippo Baudo, e noi siamo stati in coppia, abbiamo vinto anche per 5 puntate, una finalissima. E quindi insomma abbiamo fatto anche dei servizi fotografici, insomma abbiamo sviluppato questa amicizia proprio all'insegna della creatività. E il progetto di questo romanzo io l'ho proprio vissuto dall'idea iniziale, che Remigio mi ha partecipato, fino a vari sviluppi, fino a quando si è concretizzato il libro. E ho dato a Remigio dei consigli, più che altro dettati dalla mia esperienza in campo letterario, esperienza di pubblicazione, e capitolo dopo capitolo mi sono appassionata a questa trama, ai personaggi, perché veramente è un libro particolare, che poi lo vedremo anche nell'intervista. Dovendolo definire è anche un po' difficile dare una definizione, perché ci sono tante sfaccettature. C'è il poliziesco, c'è la commedia un po' stile British, c'è il vero e proprio thriller, persino con risvolti esoterici. Quindi un libro che merita di essere letto, un libro che coinvolge e
e particolare. E che altro dirvi? Remigio ha riversato in questo libro tanta fantasia. Io sono rimasta proprio colpita dalla sua capacità di costruire un intreccio, a volte anche proprio cinematografico. Ci sono certe inquadrature dei personaggi che sembrano come dei piani sequenza, insomma, diciamo che hanno qualcosa di cinematografico. E ha saputo anche caratterizzare i personaggi, quindi c'è stata tanta fantasia e c'è stata anche umiltà, direi, cioè nel mettersi in gioco, nell'affrontare un'esperienza nuova, nell'accettare anche un po' dei consigli, quindi merita il nostro applauso per questo. Andiamo a entrare nel vivo, vi leggerò, e poi passo la parola al padrone di casa, vi leggerò l'incipit e abbiamo questa atmosfera particolare. Vieni dal dietro, no? Vediamo come va così. Lo sposto un po'. Marco, non puoi alzare qui perché c'ha la testa tagliata, Daniela. Non è proprio una ghigliottina, ma No, non c'è la testa tagliata, è nascosta dall'ICIO. Lo abbassiamo un po', no? Va bene, va bene così. Ok. Aspetta, provo a mettermi un po' di profilo. Ok, così va meglio? Sì, sì. Andiamo. La torre dell'orologio in piazza San Marco batté le 7 della sera, spandendo il suono dei rintocchi sugli antichi palazzi ricchi di merletti architettonici. Era l'ultimo giorno di carnevale e mancavano poche ore alla conclusione di quel periodo di tempo durante il quale si potevano indossare maschere e abiti d'ogni genere per esibirsi in modo anonimo in canti e balli. La nebbia, addensatasi sulla superficie della laguna, strisciava quasi indolente verso le fondamenta, per poi insinuarsi sempre più tra le calle, rendendo le figure mascherate che le animavano simili a fotografie sbiadite, dove i contorni delle persone sembravano in continua metamorfosi. Solo un uomo di bassa statura, avvolto in un giaccone foderato di pelliccia per difendersi dal freddo umido di quella folle notte e con un borsello a tracolla, sembrava disinteressarsi a quello che succedeva intorno a lui. Superò con passo veloce una colonnina con la gonna a fiori e calze rosse in compagnia di un giovane con tricorno e mantello nero, quindi si diresse velocemente verso il ponte per raggiungere l'augusto locale a piano terra che aveva adibito ad abitazione di fortuna. Giunto nei pressi del ponte, si accorse a malapena della presenza di una figura accovacciata in terra e appoggiata con la schiena contro il muro. La maschera impersonava un medico della peste e gli promanava un non so che di inquietante. Avvolta in un mantello nero, indossava un cappello a larghe falde e nascondeva il volto sotto la sagoma bianca del becco dell'uccello. In mano teneva una verga lunga circa mezzo metro. Il ragionier Nerino fissò con apprensione quella figura scura che più volte aveva incontrato negli ultimi giorni e tentò, per quanto glielo concedessero le corte gambe, di accelerare la sua andatura. «Quanta fretta, ragioniere!» proferì con voce stridula la maschera, alzandosi lentamente. Ok, allora dopo la presentazione di Daniele Solarino praticamente sono esentato
parlare di Remigio Romani, perché direi neanche un doppione suo, ma neanche un decimo di quello che ha raccontato lei. Però parliamo del romanzo, no? Anzi, volevo, prima di iniziare a parlarne, ringraziare Daniela Solarino, ringraziare Antonella Giordano, che è qui presente, e ringraziare anche una mia nipote, Claudia Giuliani, perché ognuna di loro mi ha dato un aiuto, devo dire veramente, un aiuto, dei consigli, e mi hanno continuamente spronato. Daniela Solarino, diciamo che ha fatto un po' da bussola verso la mia penna per evitare che scrivessi periodi troppo lunghi. Antonella Giordano mi ha risolto vari dubbi che avevo per quanto riguardava il copyright. E mia nipote Claudia, essendo architetto, mi ha dato alcune spiegazioni per quanto riguarda dal punto di vista architettonico dei palazzi veneziani. Quindi, volevo ringraziare, e poi volevo ringraziare anche il mio editore, ovvero te, per la pazienza che ha avuto. L'ha avuta tanta. C'è la domenica prima di Pasqua, noi il sabato di Pasqua, prima di Pasqua, abbiamo presentato un romanzo dei ringraziamenti, c'era scritto: ringrazio il mio editore che ho immaginato, cioè, a ogni mia email che lei mi ha dato quindi non ci siamo, con te ci siamo incontrati, cioè, a ogni mia email lo immaginavo alzare gli occhi al cielo. Comunque è un piacere, perché ovviamente quando si confezionare un libro, l'obiettivo è quello di renderlo nel miglior modo possibile. No? Certo. Noi credo che ci abbiamo fatto un editing veramente dettagliato, che è durato 10 mesi. No? Sì, anche perché poi rispetto al manoscritto che avevo portato ho dovuto fare notevoli variazioni, quindi poi variando dei periodi già scritti, dei capitoli, eccetera, poi alla fine rileggendo c'è sempre qualcosa che non funziona. Sì, perché poi la scrittura al computer, al PC, rispetto alla pagina diciamo stampata, dà un'impressione completamente diversa, no? Quindi molto naturale, un processo naturale. Comunque credo che il risultato sia ottimo, insomma. Vabbè, poi lo diremo. Comunque questo è un romanzo che Ombre e segreti a Venezia, che, come diceva Daniela giustamente, inquadrarlo in un genere è abbastanza difficile. Siamo comunque nel campo del thriller, del noir, insomma, il genere è questo, no? Però in un certo senso è molto di più, perché è la rappresentazione in un certo senso del male in senso assoluto, e anche in senso relativo, perché molte sfaccettature, diciamo, del male assume. E questo lo troviamo anche nelle pochissime righe che Remigio ha scritto all'inizio, no? Quando dice: ho scritto questo romanzo per far conoscere il male che è intorno e forse dentro di noi, un male che ha origini lontane, non sempre è visibile ma esiste, seppur con diverse sfaccettature, per violare il nostro corpo, per sottrarre il frutto del nostro lavoro, per influenzare la nostra mente o appropriarsi della nostra anima. Ecco, questo è come leggo, quindi lo potete dire, sono un grande lettore, quindi non ho per fatti capire. Comunque, la prima domanda che volevo farti è come hai concepito la costruzione di una storia del genere? Cioè, dove ti sei documentato? Hai letto, hai fatto, come dire, letture particolari su questo genere, su queste. Come ti è venuto in mente, insomma, l'idea? Cioè, l'idea è venuta in mente perché vedendo quanto male c'è attorno a noi, specialmente in questa società così moderna, io di male ne vedo tantissimo, ma anche nelle piccole cose, nella truffa che ti fanno via email, oppure facendo di queste telefonate sul cellulare, che tu devi fare attenzione a dire la parola sì, altrimenti sei fregato. Altrimenti quel sì loro registrano tutte le telefonate, loro prendono quel sì e lo immettono in un'altra base, dove tu dici sì a determinate condizioni, quindi ti ritrovi con un contratto
di fornitura di gas o quello che può essere, e senza che tu in realtà hai mai fatto nulla. Questo è un piccolo male, ma piccolo per modo di dire, perché poi devi mettere in mezzo l'avvocato, eccetera, eccetera. E poi ci sta quello grande, cioè, Poi abbiamo le guerre locali, grande, ci stanno le donne violate, eccetera, quindi ci sono tanti aspetti di questo male. Diciamo che i filosofi si sono occupati del male, partendo da Socrate a Platone, e loro ritenevano che praticamente il male fosse originato dall'ignoranza. Nietzsche invece, anzi andiamo in ordine di tempo, Sant'Agostino invece diceva che il male non esiste, esiste solamente il bene, però il male è una mancanza di bene. Poi Nietzsche invece dice che l'uomo, per poter esprimere appieno la propria personalità, ha bisogno di superare ogni limite, quindi sia i limiti del bene sia i limiti del male, quindi altrimenti l'uomo si trova ingabbiato in codici etici che lo impoveriscono, che gli impediscono di esprimersi al meglio. E per quanto mi riguarda, invece, il mio pensiero è che il male esiste, sia quello assoluto, cioè io faccio del male perché mi piace fare il male, oppure quello relativo, faccio del male perché ho un motivo. Ovviamente questo motivo non può essere giustificato in una società civile, però esiste il motivo, può essere la vendetta, può essere la gelosia, può essere il fatto che ti voglio derubare di qualche cosa. l'interesse personale. L'interesse personale, certamente, quindi è così, insomma. E quindi ho creato questo romanzo partendo poi da un episodio reale, che ovviamente tanti anni fa, di cui sono venuto a conoscenza, e praticamente l'ho modificato, amplificato in quelli che erano gli effetti negativi, e quindi l'ho preso come nucleo di questo romanzo. Poi ci sono altri nuclei che si fondono uno con l'altro, ci sono tante storie, i personaggi non sono tanti, però si trovano tutti coinvolti in queste storie. Vabbè, adesso lo vediamo in dettaglio dopo. Sì. Un aspetto molto particolare è l'ambientazione della storia, che si svolge tutta a Venezia, come proprio nel titolo, no? Sì. Ma a Venezia, tra locali, gallerie d'arte, piazze, luoghi caratteristici, forse dobbiamo ringraziare tua nipote veramente per essere qui. E ora dico, ecco, perché hai fatto questa scelta di Venezia? Un omaggio alla città? Allora, sicuramente è un omaggio alla città. Io Venezia la conosco abbastanza bene. Io ho abitato 16 anni a Brescia, quindi andare a Venezia era la gita di fine settimana. Poi quando mi sono sposato a dicembre, nella laguna, sulla gondola con l'ombrello aperto e la pioggia tutto attorno, eravamo io e mia moglie, perché avevamo scelto Venezia come viaggio di nozze. Firenze, avevamo fatto la linea classica, Firenze, Bologna, Milano, Venezia, Lago di Garda, eccetera. E quindi quello è un altro motivo. Poi Venezia è una città internazionale, quindi mi serviva anche per presentare i vari. Poi ci sono andato anche con un cognato che è qui presente, faceva un freddo micidiale. Io sono stato 15 giorni con mal di gola perché non ero accuratamente vestito, ma è un'umidità micidiale nel mese di dicembre a Venezia. E l'altro motivo è che è una città internazionale e quindi ti dà la possibilità poi di presentare vari personaggi, di avere tanti personaggi che non sono solamente italiani ma anche stranieri. Poi Venezia con i suoi vicoli, con la sua nebbia, con il vento, con i temporali che vengono dall'Europa dell'Est, era la location ideale per creare una storia di delitti, di complotti. E poi, ultimo motivo, a me piacciono le veneziane. Mia moglie non è gelosa perché non intendo la donna veneziana, intendo una specie
brioche, che ha la forma del maritozzo romano, però sopra c'è una copertura di glassa formata da mandorle che si chiamano veneziane. Ah no, quello sì, no, no, le veneziane in questo senso, come sono, una cosa come quello vuole sì, fai in alcuni bagni, sono rotonde, sono una crema sopra e un zucchero, granelle di zucchero. Io l'ultima volta che siamo andati con mio cognato a Venezia, che risale a parecchi anni fa, io ho cercato disperatamente una veneziana da mangiarla e tutti mi guardavano come se fosse un folle. Tanto è vero che io stesso ho pensato, ma probabilmente ho un ricordo completamente errato. Invece qualche giorno fa, guardando su Google, ho trovato veneziana, tipico dolce veneziano, tipo brioche con la glassa di mandorla. Invece loro Questi parissimi guardavano per far venire in mente una cosa che è capitata a me ai tempi del 68, 69, adesso i tempi dell'occupazione russa di Praga, no? Che noi ci siamo andati con un collega mio, con un compagno all'università, siamo andati qualche mese dopo, che io ho visti carri armati russi a Praga. E in un ristorante, malaguratamente, mi è venuto in mente di chiedere quella che noi chiamiamo insalata russa. Caso non l'avessi mai fatto. Perché la chiamano insalata nazionale, ragazzi. Vabbè, comunque questa è comunque, a parte questo, quello che diceva lui di Venezia, che è una città internazionale, in realtà adesso diciamo la domanda che viene dopo la capisco, cioè già conosco la risposta, cioè nel senso che l'ambientazione del romanzo è un'ambientazione, diciamo, di livello aristocratico. I personaggi sono tutti personaggi, diciamo, di un certo livello, tutti professionisti, non diciamo ricchi, ma sono benestanti, diciamo, benestanti. E l'ambiente, diciamo, è profondamente anglofono, cioè, leggendo io ho avuto l'impressione, quando ho letto avevo avuto l'impressione che il clima cioè se anziché Venezia gli fosse stata Londra probabilmente sarebbe andava bene lo stesso, anche perché alcuni personaggi poi addirittura hanno un cognome straniero, cioè, come è costruito, cioè, come ti vuoi in mente questa costruzione, cioè questa ambientazione che non fa parte del quotidiano comune, insomma, è abbastanza, come dire, di fantasia, insomma. Come l'hai costruita? Come... diciamo che in realtà a me non piace il chiasso, a me piace la persona educata, la persona che non fa rumore. Diciamo che forse sono più portato verso l'Inghilterra che non verso l'Italia, ma per determinati comportamenti che però a un certo punto e qui ci sta un'ampia schiera di persone che io ho frequentato e che sono educate, e io penso che l'educazione, quando la persona o è nata in Sicilia o in Calabria o è nata in Piemonte o è nata a Londra, a un certo punto si comportano tutti nello stesso modo, forse avranno gesticoleranno in modo diverso, l'intonazione ovviamente nel parlare è diversa, però quando una persona è educata da lì discende poi il rispetto verso gli altri. Quindi a me piace frequentare queste persone, ecco. Non mi piace la risata sguaiata, posso fare anch'io ovviamente, però la cacciata eccessiva non mi piace. Per di più, io sono un grande estimatore di Agatha Christie, quindi i suoi romanzi con Poirot, con Miss Marple, e i romanzi di Conan Doyle, Conan Doyle con Sherlock Holmes e con Dottor Watson, mi hanno sempre affascinato, quindi mi ha affascinato sempre quell'ambientazione, quel clima.
queste storie che si svolgono nelle ville, nei castelli, nei sobborghi di Londra, con queste atmosfere nebbiose, eccetera, mi hanno sempre attirato e mi sono sempre piaciute. Amo tantissimo poi la commedia inglese, amo tantissimo gli attori inglesi, ci sono attori come Alec Guinness, come Roger Moore, come Michael Caine, come Hugh Grant e come Cary Grant, che sono attori eccezionali, attori distinti, attori che ti fanno sentire bene, che vedi volentieri. E Cary Grant poi è uno degli attori preferiti, è inglese. E impersonifica praticamente l'avvocato Cooper che ho creato, che mi sono inventato, però l'ho creato come se fosse un vestito perché l'unica differenza è che gli ho messo i capelli ho inventato i capelli e quindi ecco, quindi questo è il motivo per cui ho creato questa atmosfera così british, perché mi piace l'atmosfera british di questi romanzi che ho letto. Cioè, io ho fatto queste domande, la risposta non la sapevo, no? Nel senso che sono curiosità che però nel leggere vengono in mente, perché in realtà. Ma diciamo che io ho scritto queste cose perché mi piacciono. In realtà non mi sono inventato niente, è un riflesso di quello che mi piace. Beh no, si è inventato un'ambientazione, sì. Fatto, io per esempio non sarei capace di costruire la storia con personaggi presi dal capito e vuole vivere, cioè ognuno c'ha un suo modo di scrivere. Un'altra caratteristica, questo è un altro punto importante che suscita la mia curiosità, cioè non siamo nel presente, siamo in un futuro però che mi sembra abbastanza prossimo, insomma, futuro. La domanda è perché ci sono degli artifici fantascientifici, per intenderci, non sono però invasivi, non danno eccessivo fastidio nella lettura, non hanno una portata, diciamo, significativa e in misura eccessiva. Ecco, perché hai sentito però il bisogno di non ambientare questa storia nell'oggi, ma in un futuro possibile? Perché io sono sempre stato appassionato di fantascienza. Da ragazzino, parlo degli anni, io sono nato nel 44, quindi negli anni 50, tutti i giorni sui quotidiani si parlava di dischi volanti che erano stati individuati nel cielo degli Stati Uniti. E se ne è parlato parecchio proprio, quindi io a quell'età ho cominciato ad appassionarmi a questo argomento e poi a seguire, quando andavo alla terza elementare c'era un compagno che ogni volta che mi vedeva dice ecco Remigio Romani che parla di marziani, dischi volanti e sigari fumanti. E poi crescendo, ovviamente, quindi crescendo, il primo romanzo di fantascienza l'ho letto a 14 anni, non mi è piaciuto assolutamente, mi ha annoiato in modo terribile, era una storia che si svolgeva tutta nello spazio, non c'erano marziani, non c'era niente, erano tutti i dati tecnici dei quali a me proprio a quell'età non mi interessava assolutamente nulla. Però la passione per la fantascienza è rimasta, ho letto poi dei libri sicuramente migliori, magari i film di fantascienza venissero tratti da certi libri di fantascienza che sono veramente dei capolavori. E ci ho messo questa pochissima fantascienza, che poi non è neanche fantascienza del romanzo per questo motivo, perché visto che l'ho voluto ambientare un po' nel futuro, proprio per poterci inserire questi ingredienti, che per noi Italia sono fantascienza, ma per paesi come la Corea del Sud, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e la Russia sono l'attualità. Tanto per fare un esempio, i droni che anni fa venivano in Italia comprati per far divertire i ragazzini, adesso vengono utilizzati in guerra. Quindi gli androidi in Giappone, nella Corea del Sud e in Cina vengono utilizzati per presentare i telegiornali.
Quindi mi piaceva, ecco, questa. Poi certe cose me le sono anche inventate, però ci sta pure un hotel che ha dei piani sott'acqua, però anche di quello mi pare che già esista da qualche parte. Quindi mi piaceva, ecco, questa. A Dubai ci sarà Poi a me è sempre piaciuto leggere i romanzi di fantascienza, anche specialmente quelli di fantascienza sociale, per capire quella che avrebbe potuto essere un domani la società dell'umanità, che cosa avrebbe trovato l'umanità, come avrebbe potuto vivere. Diciamo, se posso intervenire, più una fantascienza tecnologica, proprio un'evoluzione tecnologica. In tanti campi, specialmente nel campo medico, hanno fatto passi da giganti. Poi ci sono dei passaggi che ho citato che sono interessanti. Bene, allora, senza entrare nel dettaglio, insomma, anche se poi non è che questo sia proprio un giallo classico, per cui non è che c'è da svelare l'assassino, c'è da svelare, sì. Diciamo che no, per raccontare un po' la storia, come dire, diciamo che siamo in presenza di un gruppo di amici, no? Un gruppo di amici, potremmo dire che i facoltosi, che frequentano mostre d'arte, gallerie, eccetera. Poi a un certo punto in mezzo a questi compare un soggetto. Sì, dei soggetti, degli elementi, diciamo, meno per bene, e quindi diciamo che è bizzarro, cioè, sembrano bizzarri all'inizio. Il romanzo inizia l'ultimo giorno di Carnevale e termina con il giorno di Pasqua, quindi in questi 40 giorni succede un pandemonio. Ci sono due motori che creano o che danno via a queste storie, diciamo, malevoli. Sono due personaggi, queste storie poi a un certo punto si incrociano e quindi noi ci ritroviamo con altri personaggi che vengono coinvolti, in modo particolare, ripeto, l'avvocato Cooper e il professor Martin. E loro si trovano coinvolti in queste storie che si sovrappongono una con l'altra, per cui a un certo punto quello che succede a uno ha dei riflessi anche nei confronti di altre persone. E i personaggi principali sono un avvocato inglese, un professore italiano, un archeologo tedesco, la moglie del professore, italiana anche lei, e poi abbiamo un sacerdote francese. Poi ci sono due personaggi femminili, una giovane aspirante architetto, una ventenne, 22enne, e poi una ragazza invece già professionalmente formata, che è una gallerista ed è una storica dell'arte. E quindi tutte queste persone verranno coinvolte. Poi ci sono anche dei personaggi secondari. Comunque nel romanzo c'è un indice con l'indicazione, l'elencazione dei personaggi principali, e io ho voluto avere dei personaggi non solo italiani ma anche stranieri, innanzitutto per rappresentare una realtà. Non è che se giro per strada incontro due italiani, incontro di tutto. E poi anche per favorire il lettore, perché allora l'avvocato è italo-inglese, ecco là, c'ha il cognome, io già appena vedo Cooper già ho capito che è l'avvocato, e quindi serve per facilitare la memoria del lettore questa differenziazione. E il romanzo, appunto, non so se già l'ho detto, si chiama Ombre e segreti, e le ombre praticamente rappresentano le persone negative e i segreti sono le malefatte che loro hanno fatto o stanno facendo. Fra questi personaggi ce n'è uno singolare che è un perno di tutta la storia, è un religioso, è padre Duale, esattamente. Parlaci un po' di questo personaggio, che è un po' è interno proprio. E questo è un personaggio importante, questo è un
un anziano sacerdote, il quale a un certo punto della sua vita comincia a notare qualche dubbio sulla forza della parola e ritiene, chiedendo consiglio al suo vescovo, ritiene che sia il caso di aggiungere alla forza della parola anche la forza dell'immagine. Infatti lui è un valente artista e incomincia a dipingere quadri che sono attinenti alle sacre scritture. Questi quadri poi verranno esposti grazie all'intervento della gallerista in varie gallerie, in vari eventi, dove non solo ci sarà l'immagine di questi quadri, ma ci saranno anche delle dotte conferenze e anche degli interventi musicali. E questi interventi, queste mostre mi servono anche per fare un pochino una descrizione di cosa avviene in queste gallerie e anche per far respirare al lettore quella che è l'atmosfera di una galleria d'arte. Io lo sono iscritto a 2 gallerie perché appunto sono sia fotografo sia pittore, e quindi ieri ho assistito a 2, ho partecipato a 2 mostre, ho assistito semplicemente, erano tutte e 2 di fotografia. Sì, è inutile dire che la composizione della copertina è fatta io. No, visto che siamo in argomento. Un altro personaggio importante è l'inglese, l'avvocato Cooper. L'avvocato Cooper, io è un vestito che ho cucito addosso a Cary Grant, solo che l'ho fatto appunto, come dicevo, biondo. È il bello della situazione, un bel giovane, 42enne, aitante, colto, pieno di soldi, diciamo la verità, anche perché ha ricevuto l'eredità sia del padre che della madre, poi lavora in uno degli studi più importanti di Venezia, nello studio legale, è una persona che è un playboy, perché tutte le ragazze cadono ai suoi piedi, è una persona che mi serve per creare queste situazioni anche amorose, perché poi non c'è solamente il male, ci sono anche delle situazioni amorose che si incrociano, quindi abbiamo amore sacro e amore profano. E quindi che io, se avessi fatto un film, ma io questo romanzo inizialmente volevo volevo scrivere una sceneggiatura, perché io sono appassionato di cinema. Ha detto lei, ha detto Daniela. Sono appassionato di cinema, quindi volevo fare una sceneggiatura. Poi ho pensato che forse un lettore che non è amante come me del cinema, del film, quindi da un punto di vista tecnico, allora va bene, no, facciamo un romanzo classico, però io mi sono immaginato la scena come se avessi dovuto girare un film e poi ho trascritto quello che mi ero immaginato. Ecco. Il mio modo di procedere è stato questo, sono partito dal film per arrivare al romanzo. Vabbè, insomma, la tecnica. L'epilogo è un epilogo, parliamo di male, però un epilogo a lieto fine. Lieto fine, ma non per tutti, a lieto fine perché a un certo punto della storia ha saputo trovare altre strade, ha tenuto comportamenti che hanno fondato ciò che aveva fatto in passato. In questo romanzo ci sta la misericordia, la divina e la divina provvidenza. La misericordia divina nel senso che opera sul passato, su tutto ciò che tu hai fatto nel passato. La divina provvidenza è l'opportunità che qualcuno ti dà di cambiare strada, di cambiare vita, di fare del bene e di riparare al male che hai fatto in passato. Quindi se ci riesci, bene, altrimenti va bene il male. E poi, essendo un thriller, ci sono effetti collaterali, purtroppo qualcuno ci rimette, anche se innocente. Ci avviciniamo alla conclusione. Quello che volevo chiederti è quale personaggio, forse però c'è già risposta, però te lo chiedo lo stesso, quale personaggio tra i tanti, insomma, che animano la storia? Sì, ho capito. Sono 2 personaggi, uno è il professor Martini e consorte Rubina, si chiama Rubina, era il nome di una mia zia, sì, Fruttiglia, una Fruttiglia, che poi in realtà si chiamava Raffaella e nessuno ha mai capito perché venisse chiamata Rubina. Io ero convinto perché aveva sempre un rubino
Quindi il professor Martini, perché in realtà è quello che più mi assomiglia, perché sarà pure British, perché è alto, è magro e porta sempre gli occhiali cerchiati d'oro. Nel romanzo c'ha la barbetta, somiglia un po' a un preside che avevo avuto alla scuola media. Però è poco British, perché in realtà lui è un tipo sanguigno, un tipo che vuole combattere il male e a volte se la prende un po' troppo. Quindi, allora a quel punto subentra la moglie, Rubina, che invece rappresenta la ragione, che lo tiene sempre a freno, cerca sempre di frenarlo per evitare che combini guerre. Vogliamo fare, visto che abbiamo parlato di questi personaggi, vogliamo fare adesso la lettura del brano? Come no? Poi, Di Rubina e Martini. che poi volevo aggiungere una cosa, questi due personaggi, poi io sto già scrivendo un nuovo romanzo, però non è un seguito di questa storia, cioè questa storia è finita, però i due personaggi, Cooper, Martini e Rubina, per determinati motivi che non posso spiegare, da Venezia andranno a fare un viaggio a Torino per incontrare una persona. Quindi alcuni personaggi sono gli stessi, la storia è totalmente nuova e poi si incontreranno nel prossimo romanzo dei nuovi personaggi. Città del mistero, Torino, quindi Città del mistero, ci ritroviamo dentro questo romanzo. Sì. Io, Torino è un'altra città che mi piace, totalmente diversa da Venezia, non ho confronto, però io ci sono stato sotto la Befana, ho visitato per 10 giorni di seguito. A me la neve piace, poi la neve in città, e quelle montagne un po' di meno. Però ho avuto delle emozioni incredibili. Poi Torino ha delle gallerie d'arte, ha delle biblioteche, dei bar favolosi. Non c'è la veneziana a Torino. Lei sì, la lettura che Sì, facciamo la lettura. Allora, la faremo a due voci. Io questa non me l'aspettavo, sono pure un po' ciecato. Dobbiamo spostare il leggio e devo dire una cosa, tanto non facciamo spoiler, che il personaggio di Rubina è stato ispirato da me, quindi a maggior ragione il fuoco parla due voci. incarni la pazzia praticamente. Allora, comincio io se non fa. Sì, tutta la voce da danza fa quando sì. Il nuovo giorno si presentò a Venezia mantato di foschia. I raggi del sole la attraversavano rendendola talmente luminosa da accendere i colori delle facciate delle palazzine ancora dormienti, evidenziandone il colore ocra rosso. La mattinata era alquanto fredda. La signora Martini, come era solita fare, si alzò presto per le pulizie di casa. Iniziò a spazzolare il proprio cappotto appeso all'ingresso per poi passare a quello del marito. Durante tale operazione liberava le tasche appoggiandone il contenuto nel vassoio posto sul mobiletto dell'ingresso e con un piccolo aspirapolvere da tavolo toglieva la polvere e i piccoli residui cartacei che di solito vi si trovavano. Un foglio piegato attirò la sua attenzione. Lo prese e lentamente lo aprì, con una certa curiosità far missa a preoccupazione ne lesse il contenuto. La grafia curata con i caratteri arrotondati doveva essere senza dubbio femminile. Corrugò la fronte, lo ripose sul vassoio, poi prese il cappotto del marito cercando sulle spalle la presenza di un capello femminile e lo annusò per controllare se vi fossero gli effluvi di qualche profumo. Ispezionò anche le due tasche interne, nulla. Rinfraccata, riprese il foglio, lo rilesse e si diresse decisa verso la camera da letto dove il marito, destato da poco, si stava aggiornando sui fatti del giorno. Buongiorno Arturo, stavo spazzolando il tuo cappotto e guarda cosa ho trovato.
disse la moglie porgendogli il foglietto. Il professore lo esaminò, poi inforcò gli occhiali e lo rilesse. Vediamoci dopodomani alle 17 sul ponte delle Alpi a Sestiere Cannareccio. È importante. Guardò la moglie con espressione stupita. Non so che dirti, cara. Era in una mia tasca? Sì, Arturo. E qualcuno lo deve aver messo lì, Rubina. Acuta osservazione, Arturo. Ma chi? E per quale motivo? Avete incontrato altre persone prima di arrivare all'abitazione di quell'archeologo? Penso se c'è una scena di gelosia, se c'è una tresca. Allora, di quei programmi ci hai già detto prima, perché praticamente Sì, il primo capitolo e è iniziato il secondo, poi l'ho riletto varie volte perché il prossimo romanzo ti voglio dare meno lavoro da fare, ti voglio disturbare di meno. Ci sarà sempre lavoro. No, però rispetto al primo romanzo adesso Sei allenato mi ormai. sono allenato, poi appunto non ricado più in certi errori oppure in certe situazioni da sistemare dopo. Me lo rileggo 10 volte prima di portarlo, ecco, prima di portarlo. Sarò contento appunto che il romanzo troverà un favorevole parere e seguirà. Ma comunque il genere è diverso, hai detto. No, il genere è vero, la storia è totalmente diversa, sì. Però ovviamente ci sarà sempre un po' questa ambientazione, i personaggi sono quelli di questa ambientazione un po' british, cambia però la città, delle situazioni cambiano, c'è pure qualche personaggio diciamo meno british. Beh sì, diciamo più francesi. Diciamo che Torino è la città dove è nata mia madre. Mia sorella ci ha vissuto 4 anni per motivi del lavoro del marito e io quell'occasione quando siamo andati a trovare mi è piaciuta tantissimo perché poi ho visto il museo del cinema. Uno ci deve perdere una giornata, ci deve passare, non perdere, ci passa una giornata se vuoi vederlo bene perché ci sono tante opportunità. E racconto che entrando in una stanza di questo museo, lì praticamente ogni stanza rappresentava una scena di un film, di qualche film famoso, e c'era magari una stanza che era particolarmente famosa perché era bellissima. Io entrai in una stanza, non so a quale film si riferisse, comunque c'era un corpo adagiato su questo letto matrimoniale con qualche. Ho guardato, ho pensato un po', non mi viene in mente niente, poi all'improvviso ho visto un movimento e questo corpo era un semplice turista che si era steso perché era stato Noi ci siamo stati con mia moglie, siamo stati a Natale a Torino, a un Ciccio che non c'era mai stato. Io ho visto pure Palazzo Reale, ho visto molto interessato le cucine, perché poi hanno raccontato pentole da giganti e mi hanno raccontato come funzionava lì per ogni pietanza c'era un cuoco a parte, il direttore dei lavori, chiamiamolo così, all'epoca insomma. E quindi è interessantissimo perché poi loro offrivano agli invitati i prodotti delle loro terre, queste delle terre di proprietà delle Savoia. E poi questi letti che io li vedevo un po' corti, ma il re era alto 1,90 m, questi letti così dice no, perché non dormivano insieme, dormivano mezzi seduti. Ma perché? Dico perché devo stare, diciamo, completamente sdraiati era un segno di morte, ma poi si potevamo dire veramente, perché per far vedere che un casato era ricco, che uno stato era ricco, offriva agli ospiti cibi molto speziati. Allora durante la notte chi dormiva completamente sdraiato poteva avere i ricurditi e lasciarsi questo è il motivo.
Va bene. Adesso non so, ci sono domande del pubblico? Qualcuno, qualche curiosità? Sì, la faccio io. Va bene. Sono il cognato. Della sorella della Raffaella. No, il libro ovviamente ancora non l'ho letto, lo leggerò. Ma quanto, diciamo, l'autore ha, diciamo, scritto il libro da cronista e quanto invece troverò come rispetto al male, se ci sono delle indicazioni, ci sono delle forze che lo scrittore ha voluto mettere dentro per dare indicazione, scusate, come si contrasta il male, no? Quindi il cronista racconta quello che è successo e non ci mette nulla, no? Mentre invece potrebbe esserci un atteggiamento diverso che dà, diciamo, nella storia dà delle indicazioni di come contrastare il male. Non troppo cerebrale la tua domanda. Io ho raccontato e diciamo che quello che ho raccontato sono dei riflessi della vita reale, ovviamente poi romanzati, modificati, quindi poi ognuno all'interno leggendolo può trovare magari determinate soluzioni, ma ci sono delle soluzioni perché come ha detto l'editore poi ci sono delle, c'è un finale, ci sono anche un lieto fine per determinati personaggi, quindi in quel caso il lieto fine c'è perché è successo qualcosa, perché c'è stato un cambiamento nel proprio comportamento, cioè come parlando della divina provvidenza ci sono state delle opportunità che il personaggio ha raccolto, le ha fatto proprie e quindi ha cambiato quello che poteva essere il futuro. Posso rispondere solo così, altrimenti poi racconterei la trama. Volevo fare una domanda io all'amico Remigio. Volevo sapere, siccome pure io sono appassionato di fantascienza, quali sono gli autori, per esempio, non so, Dick, che hai trovato invece più sostanziosi e più diciamo significativi? E la seconda, se eventualmente, dato che te sei partito da una sceneggiatura e scrivere un libro, se potresti fare al contrario, cioè se questo libro può diventare invece a suo tempo una sceneggiatura e quindi un film, cioè si può ricavare un film da... Allora, parto dall'ultima domanda. Sì, si può sicuramente. Io ad esempio ho a casa e ho tutte le sceneggiature delle commedie di Agatha Christie e ovviamente poi quando vengono pubblicate le sceneggiature sono depurate da tanti dati tecnici, che altrimenti poi una cosa noiosa. Di Agatha Christie. E poi ho alcune sceneggiature di romanzi di fantascienza. Il dottor Quatermass, non so se l'hai sentito nominare, e anche lui fa vedere l'inquadratura come è fatta, che si vede una folla che rumoreggia nella piazza antistante il palazzo eccetera, eccetera. Sì, si può fare l'operazione inversa, certamente. Per quanto riguarda gli autori di fantascienza, Dick è sicuramente uno degli autori migliori. Anche perché da Dick sono tratti moltissimi film che conosciamo. E anche recentemente hanno fatto i Guardiani tratto sempre Guardiani del Destino, un romanzo di Dick. Però ci sono anche altri autori, Asimov, per quanto riguarda la serie degli androidi, dei robot e degli androidi, ha fatto dei racconti favolosi. Poi c'è Williamson che ha fatto ha scritto Il figlio della notte, e quello è molto bello come romanzo. Non so quanto ci sia di fantascienza lì, entriamo anche in altri campi comunque. E poi ce ne sono tanti, poi ti posso dire, poi adesso non me li ricordo gli autori, però ci sono dei romanzi veramente che sono dei capolavori. Però. È uno che è una storia, un personaggio che a un certo punto viaggia nel tempo
è favoloso, è un romanzo favoloso. Il titolo è La porta sull'estate, però non mi ricordo l'autore. Per esempio la serie, quella del dottor Who, quella famosa inglese che viaggia nel tempo. Ci stanno anche... Non ne ho. No, quella è proprio... è una serie televisiva. Mille libri a casa e in cantina, tutti suddivisi per argomento. Per me l'argomento, diciamo, serio che mi piace molto è la storia, specialmente la storia medievale. Io con Fanni feci l'esame di economia e trattai proprio come parte del libro la storia medievale, l'economia medievale. È stato favoloso come professore. Ce l'avevi? Una domanda femminile. Allora, dall'esposizione che abbiamo sentito ci sono tanti personaggi, poi ci sono due motori e in particolare ho sentito parlare dell'avvocato Cooper, poi di un altro personaggio maschile, di un sacerdote, poi compare Rubina, però poi non sappiamo la scena con Rubina come va a finire, devo leggere. Ci sono altri personaggi femminili e dal momento che, così chiudo la domanda che è un po' interessata al femminile, dal momento che ci sono poi personaggi che si redimono, personaggi che invece saranno dannati, immagino, quante donne sappiamo se ci sono? Perché sarebbe gradevole pensare in un momento in cui la società è così violenta verso le donne, che ci fosse, cioè io lavoro di fantasia perché ti seguo benissimo, non scrivo nei pensieri, però mi piacerebbe che in questa società dove la donna è maltrattata quasi ci fosse una donna d'angelo che fa sperare nell'animo femminile. Beh, ci sono, a parte Rubina, potevi scrivere una donna. Ma non lo so. L'uomo non lo sa maschile. Non lo so, non lo so perché è un momento in cui forse ecco anche con l'educazione familiare che si sta dando verso i giovani, in questa mattanza che c'è delle donne, uso questo termine proprio per farmi capire la realtà, si possa arrivare a una considerazione, anche noi donne, perché adesso senza andare oltre, per carità, però anche noi donne ci dobbiamo chiedere perché tante donne vengono uccise. Quindi sono comportamenti che anche una madre di famiglia nell'educazione del suo maschio deve dare e noi stessi nei nostri comportamenti. Rispondo solo in una cosa, non voglio rubare tempo. Lo sai che c'è più, la percentuale sono più gli uomini ammazzati dalle donne? Non sapeva lei questo? Guardi, se lei me lo dice si vede se è documentato, siccome io non ho questa documentazione sotto mano. Per chiudere, sì, chiudiamolo. Avevo presente una cosa, che almeno in Italia, fino a 30 anni fa, chi uccideva la moglie non faceva neanche un giorno di galera. Allora, allora, che significa questo? Che la cultura, almeno in Italia, è quella che è rimasta probabilmente, ci vorranno molte più generazioni per superare quante volte si dice il concetto del possesso della donna, poi il concetto del possesso della donna fondamentalmente, no? Quindi sei un oggetto mio, mi tradisci e ti ammazzo, insomma. Mi lasci e ti ammazzo. Cioè, è un fatto in Italia, è un fatto che purtroppo risente anche, almeno secondo me, risente anche del nostro retaggio culturale, insomma. Ecco. Vabbè, comunque adesso sentiamo. Io penso anche che il Covid c'entri in questa storia, perché da quando abbiamo avuto il Covid io vedo la gente mi sembra impazzita. Questa è colpa dei vaccini. Io vedo gente che attraversa sulle strisce senza neanche guardare dal lato dove arrivano le macchine, guarda dalla parte opposta che non c'entra niente. Vedo macchine che girano senza mettere le frecce e io le mando a quel paese perché magari credendo che passi dritto io aspetto e invece quello gira, ma metti la prima la freccia. No, ma e poi no, mi sembrano tutto automatico.
Dobbiamo rispondere. Comunque devo rispondere, Allora, guarda, le donne sono, ci sta Cinzia, 23 anni, lavorando in architettura, ripeto tutto Pepe, la frangetta Nora, spigolosa nella forma, ma non le manca nulla. Poi abbiamo Maddalena, critica d'arte, gallerista, storica, e invece più grande, 32enne, forme rotonde, con i capelli color rame rosso dorato. E poi abbiamo Rubina. Poi abbiamo la figlia dell'archeologo e poi abbiamo e poi abbiamo una ragazza che l'archeologo ha adottato durante gli scavi, c'era una ragazza indiana. Tutti questi personaggi femminili. Poi c'è un'altra ragazza che per caso interviene nella storia, diciamo, di tutti questi personaggi femminili principali, chiamiamoli così, vanno tutte a buon fine. Mi piacevole, come c'è questa No, c'erano tutte un'anima buona, è vero. Sì. Grazie. Diciamo che la storia finisce il giorno di Pasqua e insomma i 40 giorni ad alcuni personaggi sono serviti. C'è uno sviluppo. C'è uno sviluppo, sì. Se tempo voglio fare una domanda. Allora, ho ascoltato con molto interesse la premessa, complimenti, bellissima, apre senz'altro ad una prospettiva, parte da un'immanenza. Ecco, la scelta della città è una città, come hai detto, cosmopolita. La prospettiva di trascendenza è altrettanto cosmopolita oppure, ti sento dire Pasqua, è affidata? È una domanda proditoria, lo ammetto, però... Beh, ovviamente diciamo che il Papa Francesco ha detto che qualunque sia la religione, basta che uno si comporta bene, tutti si salvano. C'è in passato che diceva che tutti si salvano comunque, e secondo me dire così è un errore. Poi il Papa Francesco ha detto che tutti si salvano perché si comportano bene, qualunque sia la loro religione. E anche se io sono cattolico, più cristiano che cattolico, questo è l'altro punto del libro. E io ho ragione. Quindi, cosmopolita. Ecco, mi interessava questo aspetto, forse sì, sapendo qualcosa che mi ha visto coinvolta. Sì, cioè non se ne parla nel romanzo, però si intuisce perché poi sicuramente. Mi incuriosiva anche il parametro temporale della Pasqua, quindi quale Pasqua? Sì. Faccio immediatamente la parentesi perché non voglio scivolare in argomenti estrofideistici. Se ne parla troppo. Alimenterei un dibattito che può diventare forse troppo acceso. No, io mi sono tenuto alla larga da questioni religiose proprio. Sì, anche padre Giuvalli infatti non tratta mai, non tratta proprio, ma io prima di conoscere, grazie a Daniela, l'editore, io avevo sentito anche l'editrice di Ossia e quando avevo detto, dico, si parla parla degli arabi, no. Dico, no, non c'è nessuna questione religiosa, la religione esiste, se ne parla in funzione dei quadri che fa il sacerdote, ecco, perché lui
fa due mostre, una è dedicata alla fine dei tempi e l'altra è dedicata ai tre regni soprannaturali. Quindi io ho dovuto studiare parecchio perché l'Apocalisse è un gran casotto, ci si esce fuori pazzi. Però infatti mi ero spinto molto, prima di fare la riforma del romanzo, mi ero spinto molto su questi argomenti, mettendo poi a piedi pagina i vari riferimenti biblici. Poi a un certo punto ho detto ma perché? Ma perché? Dico ma perché? Dico ma uno poveraccio non è un trattato, non sto facendo qualcosa è rimasto anche nel testo che hai mandato a te, ma l'abbiamo cancellato. Ne avevamo parlato da anni. Cioè, se avessi lasciato così come l'avevo scritto, con tutti questi riferimenti, e lì venivano 250 pagine, non 200. Però poi poverino il lettore a un certo punto avrebbe detto, diceva, a me tutta questa cosa non me ne importa nulla, e a me piace di più la si storia, sarebbe creata una diaspora intellettuale, poi sicuramente. le storie thriller, e allora ho ripulito il tutto perché effettivamente no, però ho fatto un lavoro da certosino, proprio è stato molto impegnativo. Giagostino Lippona di per sé uno dei personaggi più controversi, è bene che resti dove sta. Chiudo la parentesi. No, dicevo, anche se Remigio ha saggiamente, secondo me, sfrondato di questi riferimenti che poi, insomma, si è portato un po' fuori dalla narrativa verso il saggio, insomma, l'approfondimento, però c'è stato un accurato studio, una documentazione anche attraverso un sacerdote. Sì. Beh, io ero partito all'inizio con il padre Giovanni a essere un prete spretato. Allora ne ho parlato con questo sacerdote che conosce Daniela e l'ho visto un po', diciamo, deluso da questo personaggio spretato. Poi però spretandolo, e poi questo mi bloccava, insomma a un certo punto il personaggio moriva lì, e allora dico no, questo è un prete che ha dei dubbi. Beh, non l'hai spredato, però è un personaggio mondano, personaggio abbastanza sì, mondano, abbastanza mondano. Quindi, però diciamo lui si è messo anche perché poi è pure anzianotto, la figura sceni, alto 1,90 m, con i capelli lunghi, la barba, insomma un bel tipo, e quindi lui appunto non credeva più nella sola parola, e oggi come oggi effettivamente questo si svolge nel futuro, però effettivamente anche oggi, vedendo che noi ci mangiamo tutti i messaggi con le faccine eccetera, e c'aveva ragione il sacerdote, padre Eduardo aveva ragione, perché più che la parola adesso è più l'immagine che influenza le persone. Devo dire che le note erano fantastiche, e sicuramente mi potrei dare ragione, perché c'era tutto il lavoro di ricerca, di analisi molto profondo, molto accurato, però rischiava di spostare i binari era un testo che viaggiava in parallelo. Praticamente l'avvocato Cooper e il professor Martini sono un po' come Sherlock Holmes e Watson. La differenza è che non è che l'avvocato e l'investigatore, no, tutti e due hanno poteri, ognuno ha le proprie rogne, diciamo, da trattare, e si trova insieme a darsi una mano l'uno con l'altro. E quindi, però appunto, mentre Martini è il punto sanguigno che poi a un certo punto perde la pazienza, l'avvocato Cooper, essendo avvocato, si deve sempre conformare ai limiti della legge. Fa un po' da freno a Martini, come lo fa Rubina sempre nei confronti del marito. Però anche Martini è un personaggio anche piuttosto simpatico, per dire la verità. Forse risulta più simpatico Martini che non l'avvocato Cooper. No, beh, l'avvocato Cooper comunque secondo me è la caratterizzazione migliore, perché quindi è anomalo rispetto a... Quindi, diciamo che è immediatamente riconoscibile, perché è diverso dal contesto, diciamo, uno può immaginare come persona comune. Poi ci sono altri personaggi, però
un imprenditore, un ingegnere imprenditore con il fratello che è programmatore, insomma, che lavorano nell'edilizia, la casa domotica, quindi la casa intelligente, che oggi è di moda, intelligenza artificiale. Ci sono comunque in America già le case e anche in Corea del Sud. E quindi anche lì c'è un pizzico di fantascienza, perché c'è questo villaggio dove queste ville hanno la forma di disco. Ok, va bene. Un applauso. Una domanda personale. Ma uno di questi protagonisti alto 1,60 che sta All'inizio. adesso è sopra 1,90. No. Questa è la stessa domanda della cosa che dici. Col Giappone Solo dentro hai parlato solo di uno che poi dal 1900 forse verrà pure ammazzato. Il prossimo mi fa il favore, Perché i cattivi sono tanti, non è uno, due, c'è una cosa e la realtà, la realtà. il prossimo dobbiamo superare il metro I libri sono libri che bisogna vedere e ovviamente comprate soltanto per regalare oggi sicuramente questo, perché regalare i libri vuol dire regalare